Scautismo per ragazzi, il libro, e dunque le origini. Quando a lezione mi tocca di insegnare agli educatori professionali qualche cosa sul metodo educativo, non possiamo fare meno che suggerire uno studio. Ogni tanto mi è capitato a lezione di fare 3-4 lezioni di lettorato, di VB, perché è importante capire alcune cose. E allora ogni tanto lo riprendo e ogni tanto quando lo riprendi e torni alle origini di qualche pensiero scopri sempre cose nuove che ti hanno abitato, perché se avete fatto gli scout da piccini, insomma, se avete fatto questa esperienza sapete di alcune cose. Ecco, io oggi vorrei provare a riprenderne due in particolare e provare a dirvi qualche cosa anche però di dove siamo adesso, quali sono i problemi importanti dell'educazione oggi, e poi provare a tornare allo scautismo della serie e allora che si fa? La prima parte sarà angosciante, ogni volta che io spiego queste cose a corso, questa volta ai pedagogisti, ho fatto un mix di cose che stiamo facendo, mi capita spesso di vedere proprio le facce stingersi e arrivare giù, ma abbiamo fatto la prova non perché si annoiano, ma perché proprio consulenza del disagio educativo. Se il disagio educativo è quello di solito dei ragazzi di cui gli educatori si occupano, questa volta diventa il disagio degli educandi, questa volta il disagio degli educatori. Purtroppo ci sono alcune cose che dobbiamo dirci, che è meglio dirci, che è buona cosa ricordarci, però non è che il nostro è un tempo tanto diverso dal passato, in ogni epoca ci sono stati dei problemi per l'educazione. Diciamo che oggi sono abbastanza forti questi problemi. Magari fra 100 anni si dirà quello fu un tempo in cui. Noi rileviamo alcuni processi di cambiamento che sono davvero, io l'ho chiamate killing education, della serie, che vanno a uccidere proprio, no, i fondamenti del lavoro educativo. Però questo è il tempo in cui siamo. E allora, via. Partiamo da questo. Volevo azzerarvi un po' tutti, azzerarmi ogni volta che lo rivedo, mi emoziono, non so voi, spero. Non so se lo conoscete. Oh cavolo, la croce, ancora una falsa pista. Bisogna tornare a Dio, presto, in silenzio. Sono sicuro che l'altro sentiero era quello giusto. Io mi domando dove sono gli altri. Che giorno è oggi? 17 gennaio, giovedì. Ti rendi conto che non ci sarà mai più un 17 gennaio 1944? No, mai più. E fra 40 anni la metà di sta gente sarà morta in sepolcro. Dai, vieni. Ma ci sono solo io che pensano morti in sto collegio, è incredibile. Fermi! Mi sentivamo da un po'. Non ci mancano ancora morire. Ecco, guardi che c'è! Senta.
Julien. Non te l'avevo preso. Sì, mi hanno legato a un albero, ma io mi sono liberata. Sti stronzi. Io ho trovato il tesoro. Da solo. Ci sono dei lupi in questa foresta. Deve essere di qua. È a sinistra, sono sicuro. Ma no, è a destra. Ti dico che è a sinistra.
spero che vi abbia scaldato l'animo, non lo so. Io ritengo che tra tutte le rappresentazioni dello scautismo che stanno nel cinema questa sia la migliore. Sembra quasi di sentire, non so voi, in gola l'acido della corsa sfrenata, il freddo pungente che sta arrivando dall'umidità, la paura fottuta di una cosa che non hai mai provato, con un sacco di ironia dietro, e l'avventura, ecco, quella vera, quella che si tasta, no? Poi visto da fuori niente, insomma, due ragazzi che a momenti si perdono, anzi sono persi, no? Chissà dove sono i loro genitori, che da fuori tutto si può dire, ma noi che l'abbiamo provata, no, noi sappiamo che cosa vuol dire vivere queste cose. Nel 2016 è uscito Scout for Zombie o Zombie for Scout, non so se qualcuno di voi l'ha visto, siamo in un altro pianeta, in un altro mondo, in America ancora. Però ritengo che questa sia bella plastica, funzionale, da far capire a chi non sa di scautismo. Che cosa scriveva DP di questa cosa? Nella chiacchierata di campo numero 1 vale la pena di immagino che ogni ragazzo desideri rendersi utile. Quando un educatore immagina che i suoi ragazzi siano in un certo modo, o li conosce bene oppure si illude. Noi che cosa immaginiamo che i nostri ragazzi desiderino? Rendersi utili? Sono passati 100 anni e basta, insomma, no? Quando lui scriveva questa cosa. Ora, la conoscenza che noi abbiamo dei ragazzi, quello che i ragazzi sono, quello che da ragazzi siamo stati, vedete un po' voi, insomma, quello che i ragazzi sono, immagino che dopodiché ci appiccica proprio subito, in prima chiacchierata, la vita dell'uomo di frontiera. Comincia a narrare questa cosa che è lo scout. Un buon esempio, Kim. Proviamo a pensarci, subito in prima battuta questa è di nuovo una presentazione sintetica di quello che è l'idea di DP. Siccome io immagino che un ragazzo abbia di sua natura il desiderio di rendersi utile, io credo che se gli mettiamo a disposizione un ambiente nel quale questo suo desiderio può esprimersi, dove lui può imparare a rendersi utile, un ambiente come quello dell'uomo di frontiera, abbiamo fatto il colpo. Dunque, un'idea di ragazzo che allora era, e un ambiente. Per quelli che studiano per di voi queste cose lo sanno, questo è il pieno dell'attivismo fondamentalmente, ma la chiudo qui con l'accademia. Creare un ambiente nel quale naturalmente, attenzione a questo naturalmente, perché non è niente naturalmente, ma sarebbe così da pensare, naturalmente, messo in questo ambiente i ragazzi fanno quello che l'ambiente ha da loro richiesto e crescono, senza bisogno di insegnamento, senza bisogno di nulla, così si pensava. Ebbene, e questo è appunto l'inizio del nostro discorso. Dovremmo tornare là con la testa, no? Immagino che i ragazzi desiderino cosa, e qui bisogna contestualizzare questa cosa oggi, è ancora vero che i ragazzi desiderano, questo bisogna capirlo, e dall'altra parte se gli creiamo un ambiente nel quale questo desiderio si può esprimere, allora noi creiamo una condizione educativa importante, ambiente e desiderio. Però siamo nel 2018 e dobbiamo renderci conto di alcune cose. Adesso questa era vecchia, scusate, non c'entra niente col processo Raggi ovviamente, però è una cosa interessante che trovavo rispetto alla persona. Capelli bianchi, volontario. Capelli bianchi volontario è un primo problema, che mi sembra di aver visto che leggi anche. Wow! Sono in calo, c'è un pezzo in alto che viene tagliato, sono in calo, leggetelo sul frontale dell'auto, i cittadini italiani che aderiscono alle iniziative delle associazioni no profit. C'è un calo ormai a picco, i cittadini che si dedicano sono in calo, dunque
Avete per caso mancanza di capi? Questo è un problema che l'associazionismo si è cominciato a porre, ma è strano, più i numeri dicono del calo e più c'è una ritrosia da parte dell'associazione a parlare di questa cosa. Adesso l'immagine del volontario che in qualche modo sta a fare quello, l'idea delle croci, bianca, rossa, eccetera, eccetera, no? Pensateci, l'idea di tutto quello che è una sorta di welfare, si può dire, no? Che in qualche modo sta andando, se ne sta andando, perché pensate all'Avis, nessuno di noi ci pensa naturalmente finché non ha bisogno di sangue, no? Pensate all'Avis, ai capelli bianchi, cioè fra 10 anni il grande rischio è che non ci sia più nulla di ciò, che si arrivi a desertificare. Poi non so, succederanno, questo ci dicono i sociologi, poi nei prossimi 10 anni invece accadrà un momento esatto contrario e avremo tutti giovanissimi dentro l'associazione, non lo so, il trend però è questo e dobbiamo dircelo. Attenzione, primo incrocio. Voi sapete che le nuove tecnologie ci consentono di sostenere l'associazionismo. È di questi giorni la campagna della RAI a sostegno della lotta della ricerca contro il cancro, eccetera, no? Dona €1 via SMS e se anche tu un volontario partecipi di queste cose. Questa disintermediazione, parolaccia per dire che noi non c'entriamo niente, però basta alzare il telefono e donare l'euro e tu sei dentro anche tu, ti illudi di esserlo, ne fai parte, sostieni, ecco qui. Questo è quello che possiamo dirci, no? E l'ultima frontiera la conosciamo abbastanza bene ormai, no? Cioè, possiamo ritenere di partecipare alla politica davanti al proprio PC, via web o tramite i social. Ormai ce lo stanno dicendo, tanti indicatori vanno verso questa direzione. Non è importante se siamo d'accordo o se non lo siamo, non è questo il problema. Il problema è che la partecipazione non è più necessaria. Voi siete un'eccezione. L'anno scorso la stessa, giusto, godetevela questa, no? 1-0 per voi, è facile per me fare questa battuta. L'anno scorso la stessa assemblea di Regione Lombardia è andata fuori quorum, non c'è più quorum, non c'erano sufficientemente capi per poter dare per buona l'assemblea regionale. In che mondo siamo? Un mondo ormai pieno, perché la distanza è stata ridotta dalla velocità resa possibile. Milano-Roma, Milano-Napoli, più sotto non si deve scendere, non si capisce perché, non fa niente, Milano-Roma in 2 ore, eccetera, no? Prendo un volo e sono dall'altra parte del mondo. Il mondo è diventato di colpo piccolissimo, accessibile in ogni suo dove. Per cui si ha questa impressione che non ci sia un posto nel mondo dove non possiamo essere, perché poi abbiamo questa cosa strana, no? Che in 8 ore siamo dall'altra parte e allora che ci vuole? Quando poi quelli dall'altra parte arrivano in massa da noi abbiamo un po' di problemi a immaginarci che il mondo arriva da noi. Però noi abbiamo proprio questa possibilità, cosa che non è mai successa nella storia, la possibilità di essere in pochissimo tempo. Quando Colombo parte sa che ci deve mettere dei mesi e forse non arriverà mai. Di fronte a mesi di navigazione tu non ti metti in pista dicendo adesso faccio, ma di fronte a 8 ore per essere dall'altra parte del mondo chi non lo fa? La velocità ha ridotto i confini, è un paradosso ma neanche tanto, no? E i confini sono stati fatti fuori dalla velocità. È un mondo dove non ti puoi neanche nascondere. Dove vai? Se gli uomini e le donne del Medioevo potevano chiudersi nei conventi, oggi dove vai a far convento? Non so, avete delle zone in Veneto che sono deserte? Adesso sì, ma la natura ci ha pensato magari, però non è che tu puoi pensare davvero onestamente di dire mi ritiro fuori da questo mondo. Il mondo sta diventando una roba piena, insomma, no? E questo ci costringe a stare insieme, non abbiamo alternative. Un mondo in cui la promessa moderna, quella per la quale se noi conosciamo la natura, da Bakunin in poi, no? Se noi conosciamo le cose della natura, il grande libro della natura, noi potremo davvero governare il mondo,
e non ci crede più nessuno. La promessa moderna oggi è andata in crisi totale. Ci sono gli scienziati che ci stanno avvertendo che abbiamo ancora 10 anni, ma non lì nessuno, non ci crede nessuno, che siamo in grado, noi umani, no, di poterci rappresentare un futuro in modo certo. Se domandate alle persone ti dicono, tutti continuano a dire no, beh, ma quello dice A, ma poi ce n'è un altro che dice B, io non ci credo più. E infatti la gente non crede più, vaccini, eccetera, eccetera, pensa. Nel frattempo, la terza dimensione importante da richiamarci è il vuoto di relazione che stiamo vivendo. È paradossale, no? Un vuoto di relazione, ma perché? Cos'è avvenuto? Tutti noi, insomma, abbiamo il desiderio, no? Di poter colmare questo aspetto delle nostre relazioni con un po' di buon cuore, però il problema è che la relazione nostra è tecnicamente mediata, poi lo vediamo più nel dettaglio. Tecnicamente mediata vuol dire che, non vuol dire che io adesso vi sto parlando con un microfono perché sono qui in presenza, qualsiasi cazzata dicessi potrei prendere lo schiaffone in diretta, insomma, no? No, tecnicamente mediata vuol dire appunto disintermediata, vuol dire che noi ci parliamo, come vedremo poi, per interfaccia, ma non più in faccia. Possiamo farlo, parlarci in interfaccia, non più in faccia. E questa cosa determina un problema, che il mercato ha capito subito, perché il mercato è bravo a fare questi lavori qua. Questo vuoto che avvertiamo un po' tutti di relazione, il mercato si è inventato di spettacolarizzarlo. Per cui la Maria è un genio del male da questo punto di vista, ma perché ha capito prima del tempo tutto ciò. E dunque spettacolarizzare il dolore altrui, gli affetti altrui, fa sì che noi siamo in tanti di fronte al video, dunque in interfaccia, a provare quelle emozioni. Ci sono persone che passano il loro tempo a provare quelle emozioni, a condividere quelle emozioni. Scendono lacrimoni, che se tu li inquadri dall'esterno dici ma sei scemo. Vedi un video di uno che ti vengono i lacrimoni, cioè ti vengono i lacrimoni davanti al video. Però è così, no? È un po' come al cinema, infatti al cinema siamo tutti autistici. Ci chiudiamo nel nostro piccolo mondo immaginale, no? E vediamo proiettata un'esistenza, delle esistenze, delle cose. Ma al cinema ci sta la finzione. Quando io mi emoziono di fronte al video per una persona che è intervistata dall'altra parte e questa persona mi racconta della sua vita e io mi emoziono, è un'altra cosa. Perché quella persona non è finzionale. Quella persona è una persona vera, saremmo quasi per dire in carne ed ossa, no, ma non è così, no? Che racconta della sua vita, è vero quello che racconta. E noi ci emozioniamo per queste storie in diretta, ma non stiamo facendo nient'altro che ubbidire a un mercato che ha capito come funzioniamo e allora lavora in questo senso. Per cui noi lo consumiamo fino in fondo, proviamo queste emozioni, le consumiamo fino in fondo, ma non le proviamo più. Perché provare un'emozione con un vorrebbe dire portarci a condividere, ma quella persona una volta che è finita, anzi, una volta che passa la pubblicità, è finita quella persona ai nostri occhi, no? Sì, un eco che rimane lì, di un sentimento provato, ma fine. Desiderio, velocità e relazioni. Questo è un autore interessante. Laddove lo svuotamento delle chiese è l'aspetto fisico della morte metafisica di Dio, lo svuotamento delle associazioni civili lo è della morte del prossimo. Questo è il titolo del suo testo, la morte del prossimo. Saremmo arrivati qui, dopo la morte di Dio dell'Ottocento, no? Siamo arrivati alla morte del prossimo. Dunque l'alterità, la prossimità, tutte quelle cose, la solidarietà. E in effetti se ci pensate è proprio vero, non ci crede più nessuno a queste cose. Ci crediamo solo noi, siamo rimasti un po' a credere a queste cose, all'importanza di queste dimensioni. Non ci si crede più, non funzionano più. C'è un mondo che sta arrivando, vi ricordo De Gregori, la storia entra nelle case, nei portoni, non c'è niente da fare, quando arriva, arriva. Questa è una visione, ovviamente condivisibile o meno, no? Di come vanno le cose nella storia, ma credo che sia assolutamente calzante in questo momento. Noi stiamo vivendo un tempo
che ci sta facendo fuori e al quale sembra impossibile imporsi. C'è proprio un'onda. Quando la storia fa questi scherzi, per tutti quelli che hanno studiato storia, e tutti qui lo avremmo fatto, quando la storia fa questi scherzi non c'è storia, appunto. Arriva e fa. Non siamo nella condizione di poter dire protagonisti del nostro tempo. Presente queste cose che diciamo sempre? Protagonisti del nostro tempo. Oggi non siamo in questa condizione. Sembrerebbe proprio di no. Non c'è nulla da fare. In più, nessuna cosa è quello. Il desiderio passa da un oggetto all'altro all'infinito. Quando esce iPhone 1, poi esce iPhone 2, e poi 3, 4, S, eccetera, eccetera. E non c'è persona che abbia un iPhone che non cambi l'iPhone quando cambia modello. Il mercato almeno lo dice, poi c'è qualcuno che ce l'ha ancora il modello 1 magari, ma sembrerebbe invece di dire che il mercato smentisce queste posizioni. Cosa cambia fra l'8, il 9 e l'X? Fuori gli informatici, vediamocela, no? Nulla. Dal punto di vista dell'utilizzo, no, migliori foto, no? Un pixel in più, va bene, ok. Il desiderio passa da un oggetto all'altro all'infinito. Lo stato naturale del desiderio è la melanconia. La coscienza che nessun oggetto è quello. C'è un oggetto che può essere l'oggetto, quella cosa che io desidero e quando ce l'ho sazio. Nessun oggetto è quello, eppure quando l'oggetto mi appare devo averlo, devo farlo mio, io e l'oggetto, io l'oggetto. Come può il soggetto restare attaccato nonostante tutto a un oggetto che inizia a fungere da causa oggetto del desiderio? Come caspita facciamo a desiderare oggetti? Desiderio è un bellissimo termine che ha a che fare con il sidere, con le stelle, desiderare. E lo dice proprio, no? C'è qualche cosa di inarrivabile alle stelle, è per quello che le desideriamo, per quello che sono belle. Ma quando una stella la posso afferrare, pensate alle pubblicità, quando la posso afferrare, fare mia, io ho la stella. Salvo il fatto imparare che una volta che ho preso questa stella e la uso, dopo poco tempo non si rivela nient'altro che un oggetto. Allora io torno a desiderare un altro oggetto e di oggetto in oggetto io mi desoggettivizzo. Non sono più soggetto io, perché comincio a ubbidire gli oggetti. L'oggetto dà corpo alla mancanza che noi in qualche modo avvertiamo. Attenzione, è il ribaltamento della frase, se ci pensate, no? Gli oggetti servono, sono utili. No, un oggetto che dà corpo alla mancanza vuol dire che l'oggetto si incarica di dirci che la mancanza che noi avvertiamo può essere soddisfatta solo dal soggetto, dell'oggetto, ma allora quell'oggetto, quella cosa che io desidero, dice la mia mancanza. E il fatto che io la compri, cioè che scambi un valore con un valore d'uso, sarebbe davvero il massimo. L'ideologia è quella cosa di per sé evidente, la cui funzione di nascondere la struttura soggiacente al potere in atto. C'è sotto qualche cosa a questo pensiero assurdo con cui noi lavoriamo rispetto agli oggetti. È evidente che c'è qualche cosa sotto. E che cos'è un comportamento ideologizzato allora? Ecco, questo è il grande sogno dal 90 ad oggi, l'interattività. Finalmente possiamo essere interattivi, ce lo raccontavano. Io uso la macchina dall'86, per cui le ho passate un po' tutte, no? da Windows, da DOS, Windows 3.1, 3.11, eccetera, eccetera, in avanti, ne avevate tutte. Per chi usa le macchine tra di voi lo sa, insomma, no? Cos'è la interattività? La possibilità appunto di non avere più degli oggetti che sono semplicemente un amplificatore della mia voce. È un po' come se questo microfono, utilizzandolo, mi restituisse anche più della mia voce. Non è che comincia a parlare da sé, ma lo vogliamo un oggetto che comincia a parlare per noi, che cambia la nostra voce. Interattività. L'oggetto prende da me,
mi depriva della mia passiva reazione di soddisfacimento, così che è l'oggetto stesso godersi lo show al posto mio. Cioè? Se non, la sappiamo tutti, l'oggetto si incarica di dirci che cosa dobbiamo fare per godere. Non vi sembra strano? L'oggetto si incarica di dirci che lo dobbiamo accendere. Posso stare senza il cellulare acceso? Posso stare senza un social attivo? Che lo compri a fare se ce l'hai e lo spegni? Se lo spegni, che te ne fai? Non serve più, no? Deve essere sempre acceso, 24 ore su 24, sempre online. Gli oggetti si incaricano di darci questa educazione. Noi pensavamo che fossero le persone a educare, invece cominciamo a capire in quest'ultimo tempo che sono le cose ad educare noi. Perché in effetti non è vero che siamo nella interattività, siamo nell'interpassività. Spotify mi gratifica con la mia radio personale, costruita da un algoritmo che si basa sulle mie scelte precedenti. Non scelgo cosa ascoltare, è Spotify che pensa che io voglio ascoltare quella. Pensavamo di aver vinto l'interattività finalmente, ci siamo guadagnati l'interpassività. E questa cosa sta formando tutti noi e tutti i ragazzi. Noi magari abbiamo più di senso critico, va bene, no? Ma i ragazzi no. I ragazzi, i bimbi vengono su così, da subito. Sono immersi in questo mondo, non c'è che possiamo fare altro, non è che gli fai spegnere i cellulari in assemblea regionale che loro non li usano, non è che gli fai spegnere l'attività, allora in route non si porta il cellulare. Sarebbe comunque una parentesi della loro vita, piccola, tutta la loro vita tagliata. E non è che noi possiamo evitare di pensare che possiamo non usarli. Possiamo davvero preoccuparci di questa cosa, ma andremo a finire in che mondo se non li usassimo? C'è la possibilità di stare in un mondo di persone che non li utilizzano proprio? Diversamente da quando si crede, i nuovi media ci privano della nostra passività. Perché se noi non avessimo noi staremmo tranquilli, saremmo passivi. Invece loro, segnalandoci la presenza di un messaggio, ci attivano di colpo. E noi siamo sempre super attivati dalle notifiche. È un'educazione questa, perché è un'esperienza che facciamo, non è una cosa indifferente agli umani. Ci stanno formando ad essere sempre disponibili 24 ore su 24. Questo è un comportamento ideologizzato, non è una cosa normale. E a che cosa sia funzionale, a ciascuno tirare le sue. Una bulimia relazionale, allora, altro che voglia di relazione. Una bulimia relazionale. Instagram e WhatsApp sono i due social più usati dai nostri ragazzi, magari anche da noi, ma cambia nulla. Instagram e poi WhatsApp. E che lo smartphone sia allora una protesi? Il microfono è la protesi della mia voce, non c'è nulla di male. La matita è la protesi di un disegnatore, non c'è nulla di male. L'aratro lo è del contadino. Il linguaggio lo è delle comunità umane. L'uomo senza protesi, senza tecnologia, non è un uomo. Nessun problema ad usare le cose per poter essere uomini. Siamo così da sempre, da quando abbiamo cominciato a scheggiare la selce per conquistare un minimo di capacità di opporci a certi animali che c'erano. Vi ricordate la tigre con i denti sciabolati? No? Era glaciale, no? Come si fa un quell'omino lì minuscolo e senza peli addosso, no? a contrapporsi a animali di quella fatta? Abbiamo dovuto subito, veramente, capire che bisognava attrezzarci. Allora le unghiacce o i denti sono diventate le selci e poi le pelli per coprirci il loro pelo e da lì
non c'è essere umano che non possa dirsi tecnologico, ma anche perché il linguaggio simbolico è una tecnologia di grandissima efficacia, per cui non esiste un essere umano senza tecnologia. Tutti quelli che dicono tecnologia, vogliamo la vita naturale, non sanno cosa stanno dicendo. Non sanno cosa stanno dicendo perché la tecnologia fa parte di noi, no? Qual è il problema rispetto allo smartphone? Non solo comunicare, ma farlo riguardo ad oggetti, il che per noi significa esperienze di apprendimento. Cioè, un conto è il telefono, fino al telefono ci arriviamo tutti, no? Io parlo, tu mi ascolti, tu mi rispondi. Parliamo di noi, delle cose, eccetera, ma parliamo. Quando io invece condivido un'immagine, non parlo più, condivido un oggetto. Quando condivido un filmato, quando condivido un meme, quando condivido una musica, un pezzo di film, un link, eccetera, io condivido degli oggetti. È un po' come se fra me e te non ci fosse la comunicazione diretta, ma avvenisse per qualche cosa che fra me e te sta in mezzo. Io ti condivido un'immagine e tu reagisci all'immagine e mi mandi un like piuttosto che un non mi piace, piuttosto che una serie di bestemmie, no? Ma c'è qualcosa tra di noi. In questo senso, il fatto che io ho relazioni con un altro essere umano, mettendo in mezzo qualche cosa, ci lega in modo diverso dalle parole soltanto. E se ci pensate, quando noi diciamo che l'esperienza educativa avviene grazie a un ambiente, cioè un ambiente, no? Che in qualche modo fa l'educazione, noi abbiamo bisogno di un ambiente, stiamo dicendo una cosa analoga. Lo notate? Noi abbiamo lo scautismo mette un ambiente intero là dentro, no? Fra il ragazzo e il suo desiderio. I social mettono qualche cosa di minimo di un ambiente. Fra fare un'uscita, sbucciarsi le ginocchia rotolando giù dal provare freddo, incontrare paure, eccetera, e stare al calduccio e scambiarci, c'è una bella differenza. Eppure, dal punto di vista pedagogico, l'esperienza è identica. C'è qualche cosa fra me e te che ci educa. A che cosa non mi importa in questo momento, ma funziona. Discutere in faccia di quanto è avvenuto in interfaccia, cosa significa allora? Quando si aprono, avete presente, no? La gente ogni tanto si mette a discutere via WhatsApp, si lanciano in più, ma avviene tutto in interfaccia. Tanto è vero che quando poi si cade il cellulare e si va in faccia, accadono ben altre cose. È evidente a tutti noi, no? Che discutere in interfaccia è diverso che discutere in faccia. Che effetto educativo fa potermi interfacciare con chiunque, con qualsiasi cosa? Posso interfacciarmi con una persona completamente diversa da me? Sì. Posso interfacciarmi con l'orrore di una persona diversa da me? Sì. Posso interfacciarmi con i tifosi dell'Ascoli che ieri li hanno presi? Sì. Posso fare un sacco di cose in interfaccia, posso fare tutto in interfaccia. Ma in faccia cosa posso fare? E allora, quando io cresco negli anni, con questa possibilità di scambiare in interfaccia, io posso immaginare, posso dire di me che io ho tanti amici, tante relazioni, che il mondo lo conosco in interfaccia, ma io ne sono convinto di conoscere il mondo. Questo tipo di oggetti creano questa educazione, la convinzione da parte nostra, dei ragazzi, di conoscere le cose. Chi di voi lavora a scuola lo sa per esperienza, non c'è più modo di spiegare delle cose perché sono già tutte sapute. E chi sei tu che mi racconti queste cose quando io velocemente vado e mi trovo, e addirittura mi trovo qualcosa di contrario a quello che mi dici tu? Per cui sei incredibile. L'interfaccia vince. C'è una domanda di relazione che i social soddisferebbero o c'è un'offerta di relazione che i social amplificano? Questa non ve la spiego. Provate a pensarci. Come stanno veramente le cose? Allora, davvero abbiamo domanda di relazione?
questa domanda di relazione è indotta? Perché questa enfasi sulle relazioni? Non potremmo relazionarci, scambiare tra di noi, incontrarci? Sì che lo possiamo fare, e non ci vuole del tempo. Che se mi vedo col Comitato del Veneto, non mi vedo all'assemblea di zona che oggi ho mancato. Siete arrivati prima voi, no? Non posso essere ubiquo. Come no? Bastava che tu ti connettevi, giusto, no? Cioè io potevo connettermi adesso, mentre ero lì, mi connettevo con l'assemblea di zona e partecipavo all'assemblea di zona. Addirittura potevo votare, mentre ero qui con voi. No, non è così. Ecco le killer application, sempre ripreso dal linguaggio informatico dove ci sono le killer application. Sapete cosa sono le killer application? Sono quelle app che nascono un po' così, Krause, no? Poi pian piano, siccome raccolgono un sacco di utenti, uccidono, nel senso che eliminano dal consumo tutte le altre che sono simili, fanno le stesse cose ma in modo che il pubblico giudica non buono, no? Sono delle app che riescono a contenere in sé più usi, più possibilità, e uccidono quelle che invece sono nate magari razionalmente, con una progettazione. Quelle app lì nate bene, razionalmente, pensate, cioè vengono uccise dalle killer application. Allora, forse queste cose risuonano. Se l'educazione è rivolta al futuro, perché? È vero? Ma il futuro e le possibilità oggi appaiono indefinibili, non c'è più nulla che ci spiega come saranno le cose. Avete mai più letto gli scenari? Noi eravamo, la nostra generazione era avida di scenari, no? Cioè noi leggevamo indagini sociologiche una dopo l'altra, no? Chi non è giovane come me, ma insomma, vi ricorderete le indagini sulla situazione giovanile in Italia, 1, 2, 3, 4, yard, grandi pensate, grandi riflessioni, no? E lì si annunciavano le prospettive. Non se ne parla più. Ma perché non c'è qualcuno che è in grado di dire tra 5 anni cosa accadrà? Se viste le cose ultimamente in Italia, avrebbe da dire l'anno prossimo cosa accadrà. L'altro giorno sono incappato, ma credo che sia esperienza di tutti, no? Cercando alcune cose, eccetera, sono incappato. Porta il tuo conto in Svizzera. Provate a cercare queste porta conto in Svizzera, queste 3 parole. Sapete che l'algoritmo di Google funziona sui più cliccati, 2 più 2. Un futuro non lo vediamo, non lo vede nessuno, figurati se lo vedono i nostri ragazzi. Cosa farai da grande? Boh. Anzi, la domanda pare essere simile a... è troppo intima la domanda, insomma, non si deve fare. Se è in crisi il padre, l'anteriorità, chi viene prima al mondo ha esperienza e chi ha esperienza ti può insegnare. I ragazzi cosa dicono? Che questo è vero? No. Nessuno di voi che ci sta portando alla rovina ha qualche cosa da insegnare noi. Via, noi facciamo da noi. È in crisi l'anteriorità, è in crisi il senso del futuro. Se ci hanno insegnato che l'altro è solo spettacolo, e se il prossimo è morto, se la manipolazione delle rappresentazioni, dei segni, delle immagini pare esprimersi con la forza di un dispositivo, il discorso di prima dell'interfaccia, eccetera, che si esprime con un congegno maledetto, beh, se tutto questo è vero, smentitelo. Ciao ciao educazione. Questi sono elementi che mettono in discussione e in crisi radicale il problema educativo. Non ci sarebbe più spazio, uso posto condizionale, se no qualcuno prende e se ne va, non ci sarebbe più spazio. Quell'immagine è l'immagine che mi piaceva riportare di un territorio che era un territorio naturale che si deantropizza, rinselvatichimento sul dizionario, rinselvatichire, cioè quando ci avevi fatto le baite in montagna, poi le abbandoni, non è che la baita sta lì ad imperitura memoria, cadono prima di tutto le strutture di legno, l'erba copre i sentieri,
e ciaone, ma davvero alla montagna come la conosciamo noi, torna ad essere completamente foresta. Non c'è più segno di umana vita là. Se l'educazione subisce la stessa fine, ci stiamo rinselvatichendo. L'educazione come qualcosa di naturale, qualcosa che è il passaggio di generazione in generazione, stanno smantellando. Adesso lasciamo perdere i colpevoli, non ci importa, che tanto non li becchiamo, è storia, è un dispositivo molto più grande. L'educazione si sta smantellando. La scuola italiana, così com'è nella sua forma, banchi, cattedra, interrogazioni, voti, eccetera, ha 80 anni di vita, ma è arrivata al collasso. Nessuno l'ha mai riformata. Fra un po' cadrà da sola a pezzi. Il numero 2 di Apple l'aveva detto: date a noi un po' di quelle risorse. Noi possiamo fare la scuola del futuro. Connettiamo tutte le case a una banca dati centrale, prendiamo i 10 migliori professori degli state, facciamo fare le loro lezioni a distanza. I ragazzi possono fare i compiti dando a distanza a pletore di persone che sanno controllarli o addirittura macchine che intervengono, e alla fine diplomiamo un sacco di gente al massimo del livello possibile. Cancelliamo le scuole, cancelliamo i mezzi di trasporto, rendiamo la vita più semplice a tutti, con meno risorse economiche. Non è fantascienza, è lì. Basta che qualcuno decida di farlo. È quasi possibile tecnologicamente una cosa del genere. Anzi, è che lo è. Ecco perché vi dicevo, quando io arrivo a questo punto del corso, la reazione è questa, insomma, no? Ma è così, cioè, è umano, non è che lo facciamo apposta. Semplicemente riportiamo alcuni dati da tanti lettori della realtà, di carattere antropologico, sociologico, filosofico, eccetera, li concentriamo e a questo punto il mix è devastante per noi che facciamo educazione. E allora bisogna tornare là. Allora, vediamo di tirarci un po' su, perché se il mondo è questo è chiaro che noi in qualche modo possiamo almeno attivare qualcosa di buono. Non lo cambieremo forse il mondo, ma vediamo di stare lì, insomma, no? Per pigliare tutti gli elementi di contraddizione, a farli scoppiare, eccetera. Facciamo la nostra parte. Ricordiamocelo, perché è importante, credo che sia doveroso ricordarci questo sano rapporto con la realtà. Cosa pensavano secondo voi molti degli scout durante il fascismo? La maggior parte pensavano esattamente che ragazzi non c'è niente da fare, la maggior parte. Pochi hanno cominciato a fare la resistenza, su tutti. Allora, e questo soltanto 50 anni fa nel vecchio mondo, nel Novecento ancora, quando si poteva pensare in termini razionali, oggi non più, quindi oggi si è complessificata ancora questa situazione. No? Ma questo per dire che se noi manteniamo aperto un canale sulla crisi e cominciamo a capire che la crisi è di questa portata, e forse noi ci siamo scordati anche qualcosa di più, forse ancora peggio, non lo so. Sicuramente non è meglio, ma sicuramente è così, poi forse peggio. Io dico sempre, nel momento in cui guardo in faccia questa realtà, io la realtà la sto conoscendo per quella che è, e allora comincio a poter guardare fuori. Se io non guardo in faccia le cose come stanno, io rimango nei miei guai, non considero tutto ciò e mi arrabatto a fare qualche cosa, pure lo scautismo, senza tenere presente questo, e dunque, senza saperlo inconsapevolmente, non faccio nient'altro che servirlo, perché farò le cose come il sistema desidera. No, io sono contro il sistema, sì, ma le cose che fai dove vanno a finire? Qui, una volta che io affronto la crisi e la guardo dritto negli occhi, credo, e pensateci alla storia di nuovo, che sto cominciando a dire benissimo, adesso ti vedo, dunque ti combatto. Se io invece non guardo in faccia queste cose, non le voglio pensare, non esistono, e continuo a fare quello che faccio un po' così, sperando che qualcosa cambi, beh, non faccio nient'altro che partecipare al massacro. Ecco perché è importante guardare dritto negli occhi le cose. E guardare dritto negli occhi, io lo voglio fare
tornando a cercare di capire se questo gioco che è lo scautismo, bellissimo, ha qualche cosa da dire oggi, perché se no chiudiamo. Quando smisi il mio incarico, era nel 94 del secolo scorso, no? C'era un capo che doveva essere una candidata al mio posto, eccetera, il cambio di comitato come oggi, insomma, che cominciava a avanzare delle tesi interessanti. Guarda, io faccio l'incaricata adesso, ma sono convinta che lo scautismo è finito. Pochi anni non ci sarà più. Abbiamo avuto ragione noi che pensavamo di no, non mi sembra di capire, no? Cioè si fa la svelta per essere profeti di sventura, insomma, no? Difficile è resistere e cambiare nel frattempo. Ecco perché tornare là. Allora, il gioco, l'avete visto? Sono dei ragazzi che stanno giocando. Scalpo, tesoro, caccia tesoro, scalpo, una cosa del genere, come la chiamereste voi, quelle che avete visto nel filmato? Io la chiamerei così, Scalpo base, non so come fare il suo modo di dire, no? Ok? Una cosa del genere. E abbiamo visto squadriglia contro squadriglia. È vero? Squadriglia contro squadriglia. La vita nella natura, la squadriglia, la chiamava così, il sistema di squadriglia, e l'avventura, l'essere messi alla prova. Questo è il corpo di quello che abbiamo visto, di quello che è lo scautismo, in fondo, in ultima analisi, in fondo. C'è qualche cosa che dobbiamo riprendere di queste? Perché se lo scautismo si snatura, perde esso stesso la sua propria identità e non fa più queste cose, forse diventa altro. Non sarebbe un problema, l'IP arriva a un certo punto della storia dell'uomo, per quanto noi siamo scout fino in fondo, fino al midollo, non possiamo pensare che prima di P l'umano non c'era. Dai, un po' di sana non presunzione. Prima di P esistevano le educazioni normalissime, eccetera. No, non è che l'IP è arrivato nel nulla. Dunque l'IP può morire, lo scautismo può cessare, se lo pensate a migliaia di anni di distanza, no? Lo scautismo un giorno finirà, qualcuno inventerà qualche figata nuova, non lo so, insomma tutti noi che amiamo l'educazione magari salteremo dall'altra parte, non lo so come andrà. Certo è che quella cosa là che 100 e passa anni fa è stata inventata, noi vorremmo giocarcela. Dunque il gioco, la vita nella natura, ma i capi? Ah, era quello nascosto dietro l'albero. No. Dove erano i capi? Il cinghiale. Che tra l'altro avete visto l'ironia del regista, aveva più paura di loro, non fa nulla. Per noi che l'avevamo vissuto il cinghiale è stato una... Dove erano i capi? Non c'erano. Come non c'erano? Hanno organizzato. Non è che non c'erano i capi, cioè se lo fai vedere a un genitore, il genitore dice ok, non mando più i figli, perché dove siete voi, no? Che non ci siete. No, i capi sono dietro a tutto ciò, hanno organizzato tutto ciò. Le frecce sono i capi, le frecce sono i capi, sono degli oggetti le frecce, simbolici. C'è un percorso, ci sono delle regole, le regole sono i capi. Ah, vuol dire che il capo deve essere presente, devi dare la legge. Il capo non è presente. Le regole stanno nel gioco. Il gioco è quello di essere messi alla prova, se vinci, vinci il tesoro, che poi tu dici, non so voi, ma io mi divertivo sempre, no? Quando riuscivamo per poche volte a squadriglia a prendere il tesoro, era sempre qualche vaccata, le bustine del tè. Ma dai, no? Le bustine del tè. Da ragazzi aprivamo quella scatola vedendo le bustine del tè e dicevamo vabbè, ok, adesso ci tocca, abbiamo pure vinto, ci tocca di andare a accendere il fuoco, fare il tè, padre, non possiamo andare a casa che fa freddo. No, credo che sia stato. Eppure avevamo vinto. I verdi hanno vinto! E era da solo, si è cagato in mano, perché non c'è chi lo dico che i verdi hanno vinto. Però i verdi hanno vinto, c'è la squadriglia.
lui c'ha la piena coscienza della squadriglia, i verdi hanno vinto. Dunque, davvero queste cose ci sono, ma non ci sono i capi. E i capi però sono dietro. Non si vedono, ma hanno creato la scatoletta, il percorso, tutto, hanno creato tutto. I ragazzi si stanno giocando questa cosa senza capi. Lo scautismo si fa dunque con una presenza assente. I genitori ci sono oggi? Sono proprio assenti, però quando sono presenti vorrebbero fare sembrare che la loro minima presenza di quantità sia il tutto. Se sentite parlare i genitori vi dicono: no, io non ci sono mai, ma quando ci sono io penso che la qualità della relazione sia la cosa più importante, per cui io non ci sono mai, ma quando ci sono con tutta me stessa, con tutto me stesso. E il figlio pensa: cazzoni di quando io avevo bisogno di te, però. Quel giorno là io avevo bisogno di te, tu non c'eri, adesso vieni qua, mi fai, adesso non ho anche bisogno di te. Io sono tutto per te, sì, adesso no. Fuori dalle. Oggi viviamo l'inversione, no? E qui, allora, questa presenza assente del capo, guardatela bene, perché non vuol dire che il capo non c'è. Il capo fa fare le cose alla squadriglia e tanti saluti. Il capo mette le frecce, crea il percorso, crea la squadriglia, crea l'ambiente intero dove si fa scautismo. Non è che non c'è il capo. Certo, non è lì a dirigere il traffico. Non sta lì a dire: allora adesso i verdi hanno vinto, dal presentatore, l'involitore, non sto facendo io, no? Segnalando le cose che avvengono. No, non c'è il capo, nello scautismo non c'è. Non è lì presente forse, no? Ma sta dietro. Diversamente dai genitori che non ci sono mai e quando invece ci sono riempiono di sé la scena, salvo che l'altro ne ha fatto proprio nulla per conto, no? Perché ha imparato che non ci sono mai, che è un apprendimento, no? L'apprendimento passa tramite l'esperienza comunque. Ho ripreso alcune cose che mi hanno mandato i regionali di voi. Adesso vediamo un po' di avvicinarci insomma al vento. Io ho provato a rileggere, quelle sigle là sono mie, adesso Vercelli, non ricordo più che cavolo è, ma voi lo sapete. La zona. Dobbiamo fare annusare la volpe, il dialogo con la diocesi, attenzione a diverse realtà, provato a sintetizzarle. E di ciascuno ho provato a dire: ma che mi sembra? Che mi sembra, non è così. A me sembra, ma ve la do perché almeno poi ne parliamo, ho la sensazione che si punti tutto sul diventare parte di, guardando questo progetto di zona. Si diventa essendo parte di dialogo con la diocesi, le realtà parrocchiali, territorio, in sinergia con tutta la Chiesa, eccetera. Io sono lo scautismo se divento parte di una grande comunità che è quella ecclesiale. Treviso, un forte bisogno di fare, vabbè, intanto le conoscete, no? Vi dico semplicemente le sensazioni che mi prendono. Sensazione che si punta a un ripiegamento. Allora ragioniamo sui capi, sono fragili. La stanchezza dei capi, dobbiamo impegnarsi più perché i capi vanno sollecitati, no? E anche la zona di scortello, il gemellaggio, la sensazione che si punti sul rispecchiamento, dunque sull'identità ancora una volta, no? Ci gemelliamo perché siamo simili e se siamo simili ribalziamo la forza l'uno dell'altro, diventiamo di più, no? Rassegnare i capi, sono cose che più o meno conoscete, adesso poi ve le risentite. C'è di tutto, come vedete, c'è un po', ma la marca più grossa, secondo me, quello che io riesco a leggere, è una grande attenzione, ne parlavamo ieri sera, una grande vostra attenzione ad andare sulla relazione. Chiamatela in modi diversi, ma alla fine mi sembra che tutto convergerà, l'importanza della relazione. Quando abbiamo detto, ricordatevi il pezzo precedente, la struttura dello scautismo non è andare di relazione.
Andare di relazione vuol dire che io parlo con il ragazzo, che io creo quel momento mitico, esteticamente affascinante, affettivamente caldo, che è la progressione personale. Dove io, capo, guardo finalmente nelle palle degli occhi il mio ragazzo, la mia ragazza, e gli dico e lei mi dice: wow. E infatti la progressione personale è utilissima allo scautismo. L'avventura nella natura, fermi qui, la situazione corrisponde al mondo dei ragazzi. Io immagino che ogni ragazzo, ricordatevi che la premessa alla chiacchierata di Popoli Vivato, non ve l'ho portato, meglio forse dopo, dice io, che quando io leggo queste cose mi incazzo, non so voi, io e mio fratello, intorno ai 16 anni eccetera, abbiamo avuto una delle esperienze più belle che mi siano potute capitare. Bordeggiavamo le coste della Scozia. Alzi la mano chi no? Cioè uno dice per forza che poi sei uscito tu. A 16 anni facevi quello, ma chi è data questa possibilità? Lord, appunto. Non è così per gli umani normali, no? Questo è davvero straordinario. Poter fare certe esperienze, non per noi, non per la gente normale. Lo scautismo può essere per tutti. Ma bordeggiare le coste della Scozia in barca a vela, 2 sedicenni o 16-18 anni, nel 1900, doveva essere davvero per pochi, per pochissimi, forse soltanto loro due. Però lui se lo ricorda perché è stato dentro la sua esperienza di vita. Quella dice, io questa vorrei che, non proprio questa, ma qualcosa di questa, l'analogo di questa. Ed essa si attua come lavoro al tempo stesso che costituisce un fatto ludico. Da qui la centralità del gioco nello scautismo. Non è che gli scout giocano così, è che i capi sono chiamati a creare un ambiente nel quale il gioco è fondamentale, perché c'è una parabola dal vostro punto di vista. Anzitutto si gioca nell'ambiente fantastico, questo ambiente fantastico diventa la vita dei boschi, dunque vedete il passaggio ci si avvicina alla realtà, per poi finire nella società a servirla. Questa è la struttura fondamentale dello scautismo. Ed è un ambiente che viene pensato a seconda dell'età e che pian piano diventa umano, ma all'inizio è animale, cioè è immaginario, è soltanto un'immagine quella della giungla, ma noi sappiamo tutti che invece non è così, no? Perché l'esperienza che si fa di giungla, caspita, se è educativa, perché è un ambiente, lo è, non per le cose che diciamo, adesso qui poi magari ne parliamo, non per le cose che diciamo. Avete presente tutte quelle cose di cui noi andiamo fieri, valori, eccetera? Toglietele tutte per un attimo. Le Hitler-Jüngerschaft, non mi ricordo mai come si dice in tedesco pieno, cioè quelle cose che fece Hitler, fecero le stesse cose che fecero gli scout. Quella roba lì la potete vedere dall'altra parte. I balilla italiani in qualche modo richiamano. Con valori diversi, l'efficacia è uguale. Quello che ci caratterizza non sono i valori, è la potenzialità del metodo, che messo a servizio di certi valori diventa esplosivo, ma messo a servizio di altri, come qualsiasi tecnologia. Chiunque riguarda lo stato fisica sa benissimo, no? Che l'energia atomica ma la puoi mettere a servizio di E di. Quello che è importante è la tecnologia atomica, non il fatto che tu la metti a servizio di una cosa o dell'altra, perché se tu togli ai valori l'esperienza umana, che rimane? Figlio e figlia, punto, e con quella davvero non si mangia, no? Tutto questo fonda l'interesse dinamico per tale situazione, produce l'autonomia nello sforzo, l'entusiasmo nell'impegno, il divertimento nella fatica, che è un controsenso. Chiedetelo a un ragazzo, vieni con noi per fare uno sforzo, per impegnarti, per far fatica? Ma anche no. La risposta dovrebbe essere, se è onesta, un ragazzino di 15 anni è quella, no? Ma noi quello che invece organizziamo è l'altro, l'autonomia, l'entusiasmo e il divertimento. Questo ambiente, adesso è chiaro cos'è ambiente, non me ne vogliono i lupettari, non è l'ambiente fantastico alla fine di cui sto parlando, anche se in effetti lo richiamo forte come concetto, è l'ambiente.
quella roba che metti in piedi per fare scautismo, cioè quel gioco lì che fa lo scautismo è quello che ti importa, che devi sapere mettere in piedi e come un regista, come un bravo regista devi muovere. Se non muovi bene lo spettacolo sarà un successo, no? Indipendentemente da quello che ci metti dentro. Poi lo ripeto, quello che ci metti dentro è affar tuo, è affare dell'associazione. Quella C per esempio dirà alcune cose, ma il CNJ fa lo stesso scautismo, permettiamocelo tanto, no? Che facciamo noi dal punto di vista della marca educativa. Non possiamo dire che sono degli imbecilli, scautisticamente parlando. Perché l'avventura e l'ambiente provocano la risposta del ragazzo. Avviene così. E lui, il ragazzo, a un certo punto, giocando il gioco, si dispone alle logiche del gioco. Io credo che una delle più grandi invenzioni dello scautismo italiano, pensateci, è geniale. Ragazzi, zitti? Basta? Basta? Scusate, ma adesso non posso continuare a fare lezione se voi parlate mentre io spiego, no? Basta! Ve l'ho detto 1000 volte, basta. Però, ma se l'ha detto 1000 volte e non ha avuto effetto, che cazzo dici 1001? Noi invece, tac, e tutti i lupi giocano il gioco in silenzio inerme. Pensateci, è geniale, perché questo è l'ambiente di cui parliamo. Il ragazzino si dispone a farsi educare in questo modo, tramite un gesto del capo, che poi impara a replicare, funziona benissimo, grande genialata dal punto di vista dell'ambiente. Così noi diciamo ancora una volta di più che cos'è l'ambiente scout. Perché gli viene suggerita quella vita che lui desidera. Bibì l'aveva detto chiaro. Vi ricordate? Io credo che sia un desiderio di ogni ragazzo sentirsi utile, dunque l'uomo dei boschi. Lui l'aveva fatta chiara, ce l'aveva chiara, la genialità di Bibì aver chiare queste cose e poi aver trovato il metodo per realizzarle. Attraverso il Pattern System utilizza la tendenza istintiva dei ragazzi a integrarsi in un gruppo di coetanei, allo scopo di dare autentica responsabilità al maggior numero possibile di essi. Quando la squadriglia funziona avviene questo, e non avviene che il capo gli dice tu sei la seconda di squadriglia, devi stare attenta. Adesso ti spiego. Quando facciamo così è finito lo scoutismo, perché diventa una lezione, andiamo di sola relazione e non funziona più. Se non ce la facciamo a dire al secondo di squadriglia come deve fare con la terza di squadriglia, è un problema nostro di inventarci un altro segno di questo genere. Non possiamo. Ci scalda il cuore parlare, quello che azzurro, no? Scalda il cuore parlare, no? In questo modo alle proprie guide, eccetera, no? Può essere interessante, sembra di fare il capo, che il capo parla, sembra anche RS, un capo carismatico che rappresenta i valori, lui. Facendo riferimento alla naturale tendenza a formare compagnie, egli fornisce a questo sistema una gerarchia. Il caposquadriglia sarà al tempo stesso la guida dei suoi scout e il modello concreto del giovane esploratore. Quando si arriva ad essere primo di squadriglia, lo si è non perché si è più grandi e basta, ma perché si sanno fare un sacco di cose che, a partire dall'ultimo, negli anni di reparto, tu hai imparato ad essere. E a quel punto il caposquadriglia è quello che sa fare i nodi, le legature, che sa cucinare, che sa fare le trappe, che ne fate in tutti i suoi anni una vita nascosta, e allora è autorità per i più piccoli, non perché lo pesta. La squadriglia costituisce un ambiente, lo sottolineo di nuovo, privilegiato. In ogni istante, nelle circostanze più concrete della vita del campo, ciascuno dei membri della squadriglia deve pensare agli altri e sacrificarsi per il bene della squadriglia. I Verdi hanno vinto! L'avete visto che il valore è entrato? Allora, tu devi capire che la squadriglia Verdi è una cosa importante per la vita di reparto. Ogni volta che vai col bidone, alzalo sto cazzo di bidone. Se tu fai così, non passa lo scautismo, passa la lezioncina. La famiglia è importante, anche secondo l'IP, ma non basta. Questo è un altro capitolo enorme che dovremmo aprire, no? Lui
addirittura pensa che la famiglia ha bisogno di un correttivo. Qui si dovrebbe aprire un capitolo, non so minimamente il tempo, sul fatto che le famiglie invece pensano sempre di più di essere onnicomprensive. Più i genitori sono laureati, pensano di poter fare tutto. Una volta il genitore, la mia mamma, che non c'aveva manco le elementari, no? Andava dalla maestra, sì signora maestra, no signora maestra, va bene signora maestra, punto. E affidava a me alla mia maestra. Non poteva fare altro. Si affidava alla maestra. Oggi, come sapete, non è più così, no? D'altronde il genitore, in questa sua autoconsapevolezza di essere in qualche modo così importante, perché capisce tutto, crede di essere l'unico educatore del figlio ed è lui che amministra il tempo del figlio. Se no. Vuoi andare a pallavolo? No, guarda che bellissima la pallavolo, è importante che tu vada alla pallavolo, anzi facciamo così, io ti scrivo, poi vedi, no? E poi c'è. Poi a un certo punto, vuoi andare agli scout? No. E lei dice no. Ah no, ma prova, dai, il genitore ce la porta e dopo un po' che ha provato, lei torna a casa graffiata, perché succede la stessa storia, no? Ah, non c'è più voglia, vabbè, allora vediamo di farti fare un corso di danza. Attenzione, qui sarebbe da aprire un discorso solo sui genitori oggi nello scoutismo, perché mio figlio, se ci fosse mio figlio, mi è toccato tornare a fare il capogruppo, me ne vergogno amaramente, perché quando si è vecchi non bisogna rimanere nello scoutismo. L'ho sempre detto come incaricato regionale, ammetto e in nazionale anche che lo scoutismo è un'associazione giovanile, dunque i vecchi devono andarsene dalle, ma è una cosa che penso io, soltanto io. Dunque me ne vergogno amaramente del fatto di essere tornato, non c'era proprio niente da fare, altrimenti il gruppo sarebbe caduto, e mio figlio mi ha come capogruppo. Voi preoccupatevene, no? Cioè, ecco, se chiedeste a mio figlio che cosa fanno i genitori quando stanno nello scoutismo, dicono ogni male, perché gli urbino il gioco evidentemente, no? Infatti mi hanno detto sì, a casa non se ne parla, in Cocca sì, ma a casa non parliamo più, se no andiamo avanti. Non spiegare, ma fare. C'è questo bellissimo capitolo nella versione originale, no? In cui ci sono delle indicazioni per gli educatori. Ora, Scoutismo per ragazzi è un finto libro per ragazzi. Non so se ve ne siete accorti leggendolo. Non è vero che è fatto per ragazzi, è fatto per i capi, è un trucco, diremmo molti, no? È un trucco interessante, no? Perché evidentemente scrive ai capi, per fare venire voglia ai capi di fare lo scoutismo. Io lo leggevo quando ero scoutino, a dire la verità, no? Per cui mi ero proprio preso di certe cose che non riuscivo a fare. Non so se avete presente quelle robe, guardo che lì, no? E quelle cose, le costruzioni che si sono, le guardavo dicendo, mi piacerebbe anche a me fare quelle cose, non è riuscito, no, ma niente. Però è fatto per capi, la prova è qui. Ricorda che il ragazzo vuole iniziare scoutismo subito. Guardate, sta qui, vedete che l'ha messo proprio anche l'editore. Così non attutire la sua acutezza, come spesso viene fatto, con troppe spiegazioni preliminari. Allora, adesso a lezione numero 1 ti spiego cos'è la scuola di. Incontra la sua voglia di giochi, di pratiche, di scouting, e mentre procedi gli darai pian piano le altre informazioni necessarie. Fagli fare scoutismo, poi se ne parla, se no. Possibile che un ragazzo oggi invece sia steso, non in tensione, cool, come dicono loro, che fa figo ma fa anche gelido, la traduzione. Dunque insensibile, che certo non si scalda, non ci sta facilmente, perché è saputo, scontato, disincantato. Sempre il secondo figlio, ma cosa devo fare quando i lupetti, cosa devo fare quando i lupetti vengono lì e mi dicono tu non sei Achela, tu sei Luca? Un calcio sui denti a casa, no? Però è interessante, il disincanto dei bimbi è terribile, lo dice bene questo piccolo. Cosa devo fare? Appunto, cosa dobbiamo fare? È chiaro che la risposta è l'ambiente, ma c'è un modo evidentemente che tu lanci e che non viene ripreso.
quando i ragazzi sono così. Il ragazzo di BP al contrario è uno che facilmente si incanta. Quando BP scrive ha di fronte il suo alter Tom Pieditene, avete presente, no? Quando di fronte a lui, ma ha anche di fronte l'altro che ciondolava per le vie di Londra, per il quale, avendolo visto, aveva pensato, tornando in padre, che avrei dovuto dedicarmi, ricordate questa lezioncina del BP, no? Del motivo autobiografico per cui lui a un certo punto dice ho dovuto pensare a qualche cosa. Quali sono dunque le condizioni metodologiche per scaldare un cool? Certamente hanno a che fare con la seduzione. Non si può scaldare, sbrinare qualcuno se non lo seduci, lo devi scaldare, insomma, no? E qui l'arma della seduzione la conosciamo tutti e oggi impera, se vogliamo dire, quest'arma, no? Siamo sedotti da ogni cosa, cercano di sedurci in tutti i modi, per cui bisogna stare molto attenti a manovrarlo. Difficilmente chi è stato abbandonato però si fa sedurre facilmente da qualcuno, più da qualche cosa. Nella vita dei ragazzi i genitori che abbandonano i figli, dove abbandonano non vuol dire da protocarico come si diceva una volta, no? Da prima pagina del web, da urlo, da gospia, cioè, no, abbandonato non vuol dire lasciato su una strada americana, per l'amor del cielo, no? Vuol dire un'altra cosa però, vuol dire abbandonato educativamente parlando, quel genitore che non c'è mai e dunque. Quando la maggior parte dei ragazzi vivono un'esperienza di questo genere dal punto di vista educativo, dunque la prima educazione, quella naturale, se naturale è, di casa, è evidente che siano cool. Perché chiunque di noi sia stata sedotta e una volta sedotta abbandonata, quando arriva un altro alza la mano destra, toglie le quattro dita laterali. È importante capire come funziona la seduzione. Ve la ricordate quella? Sempre per tutti quelli che hanno mai letto Scavi per ragazzi. Questa bellissima immagine, no? Che vi schizza di mano sua, eccetera, no? È interessante guardarla, no? Proviamo a leggerla con i nostri occhi. Qui io vedo la sintesi pedagogica del il più piccolo che guarda chi sta immediatamente dopo di lui e non al capo. Sapete quella cosa del dare l'esempio? Quanto antipatica uno scout dovrebbe essere la storia dell'esempio? L'ambiente che il capo e non il ragazzo deve essere in grado di creare per consentire che lo schizzo funzioni. Cioè, se questo signore se questo signore organizza il gioco, l'ambiente in modo adatto, farà in modo che questo non guarderà lui che non c'è nel gioco che abbiamo visto, il capo non c'è, ma questo c'è negli occhi di quello che doveva essere, credo, il quarto di squadriglia, non so secondo voi, io me lo sono visto così. Quello che viene legato è il terzo di squadriglia, o addirittura il secondo, non è il capo, perché, ma sicuramente più grande di lui, giusto? No, lui è contento, è quarto di squadriglia, infatti lo dice, no? Io l'ho preso, non doveva capitare che io riuscissi, ma io l'ho preso. È interessante, quando i ragazzi brillano gli occhi così vuol dire che questo ha fatto il suo lavoro in tutto e per tutto, fine della storia. Perché questo ragazzino qui guarderà quelli davanti a lui con un misto di onore, ma vorrà stare al gioco per imparare ancora di più e un giorno diventare capo squadriglia. Geniale. Che forma deve avere allora il sistema di squadriglia per funzionare bene? Forma non nel senso della rappresentazione, ma proprio di quel congegno. Noi usiamo queste parolacce in pedagogia noi in questo modo, insomma. Qualcosa che se tocchi da una parte succede che, stare attenti a toccare lo scautismo, a innovare, a metterci le mani, no? Perché se sbagli a toccare si sbrega il sistema. È un sistema, quello di squadriglia, dunque se tocchi male, tutti, questa volta non solo i fisici, ma i biologi, eccetera, se tocchi un pezzo del sistema si sballa tutto, no? Quando BP mostra che lo scout guarda il capo, non si deve leggere commutativamente, non si deve leggere così, che allora il capo guarda il ragazzo. È il
ragazzo che guarda il capo, ma non adora il capo deve guardare il ragazzo, perché il capo non esiste, deve stare fuori dal gioco. Il capo deve dare l'esempio? No, perché un capo che si sforzasse di dare l'esempio, il ragazzo lo sgama subito. Quanti persone che abbiamo di fronte vediamo che sbavano per dare l'esempio? Quanto ci rassicurano queste persone? No, noi non dobbiamo dare l'esempio, è una roba forzata a dare l'esempio, non funziona così. I ragazzi sono bravissimi a leggere tutti i nostri difetti, tutti i nostri limiti, no? È un capo che dà l'esempio, persona brava, educata, sì, non funziona così. Questa è una condizione metodologica, non etica. O che sia giusto dare l'esempio non si discute, siamo sul piano etico, ma metodologicamente non funziona che tu fai vedere che dai l'esempio. Chiediti cosa ti appassiona e dunque cosa hai imparato a fare e così appassionati ancora di più. Questo è l'esempio che tu devi dare ai ragazzi. Se tu fai il tuo lavoro di costruttore di ambienti in modo appassionato, quello è l'esempio, è l'unico esempio di cui loro hanno bisogno. Il resto viene da sé. Quando un capo fa bene lo scautismo, permette all'ultimo di squadriglia, all'ultimo, di vedere quello davanti a lui e dunque di crescere in un gioco che è etero-educativo, vuol dire che io rinuncio al mio potere personale perché do retta a quello che alza il dito. Allora io sto facendo bene il mio lavoro. Dopo viene tutto il resto. Perché quando io imparo a riconoscere che quello prima di me, perché qualcuno ha costruito questo ambiente, è un figo perché sa fare queste cose e le sa fare davvero, non è che vi l'hanno dato credito, no? Le sa fare davvero. A me piace, mi piacerebbe imparare a fare quelle cose. Beh, chi sta davanti a me mi dà l'esempio. Per cui le cose che a un certo punto è possibile, che lui dice rispetto al mondo, rispetto a Dio, rispetto alle altre cose, facile che io sia invogliato a pensare che siano serie. In effetti è così, se ci pensate, che è avvenuto in tutti noi. Non è che abbiamo visto i nostri capi come dei super fighi per i valori che incarnavano. Il capo è super figo perché insieme a me ha costruito un'attività in cui andassimo, ne parlava ridendo ieri sera, a sparare la merda. Merda, non i valori. Facendo questa cosa insieme a me, il capo mi ha dato retta e mi ha fatto capire che si mette anche lui le mani da dentro. Allora io ho capito che questa è una persona al quale dare credito. Se poi questa persona mi parla di Dio, l'ascolto. Perché? Perché è una persona esemplare. Ma se questa persona non mette le mani nella merda con me e mi parla di Dio, non l'ascolto. È un prete. Gli AE in sala sanno cosa sto dicendo, perché gli AE, ho avuto anch'io per fortuna, mettono le mani nella merda. Gli AE, i preti a volte no. Allora, o il capo è appassionato della costruzione degli ambienti educativi per i suoi ragazzi, e allora è in grado di sciogliere l'illusione del... Perché il lupetto che non ci crede più al grande seduttore fa bene il suo lavoro, ha imparato bene, no? Io faccio fidarmi di un adulto, mi dicono che l'adulto è una guida per me e questo non c'è mai quando io ho bisogno, non ci credo più agli adulti. Quando un capo però c'è, perché non manca mai di costruire attività belle, quando ci sono i costumi, questo capo mi fa vedere le cose più belle di questo mondo. Immaginate un capo che lavora in interfaccia e che a un certo punto in un gioco di reparto di branco arriva lì con un costume. Doveva essere un gioco su, per esempio, Star Wars, la rappresentazione della fantascienza, eccetera, no? E lui doveva essere il mega capo astronave della galassia, eccetera, eccetera, e mi arriva in attività in perfetta divisa con un cartello Star Wars. No, tu lo puoi anche sapere a memoria la storia, sai a memoria le regole, sai a memoria il ragionamento metodologico, ma non hai capito niente di scautismo. Se tu vuoi fare quello, tu devi fare un mazzo così 15 giorni prima a cominciare a guardare come sono quei costumi. Devi cercare i rotoli cartigenica in tutte le case per cercare di fare dei tubi lunghi, devi pensarci, li devi spruzzare di bianco, li devi... Tutti quelli che sanno di cosa sto parlando capiscono, no?
Quando io vado così, un ragazzo non se ne accorge del tempo che ho messo, fatto deficiente. Però insomma, tu non stai al gioco, sai quanto tempo io ci ho messo a fare quel costume? Guarda come faccio io. Questo non è scautismo, no? Non mi importa se il ragazzino avvertirà o meno, ma il ragazzino avverte una cosa micidiale in educazione, che io mi sono preso cura del gioco. Perché se mi sono fatto un mazzo, sono quelli che vanno a prendere il costume già fatto. No? Ma se il ragazzino avverte che io mi sono preso cura del fatto di fare il costume e arriva in attività col costume fatto da me, il ragazzino non è scemo, lo capisce che è manufatto, non è scemo, no il bambino. Lui gioca il gioco, ma capisce che io mi sono dedicato. Allora io ho buone possibilità per togliere il cool, e altrimenti anche noi giochiamo il gioco e giocano tutti, insomma, e fottiamo davvero, permettetemi, i ragazzini. L'autonomia di BP non è lasciar fare, è creare la regola del gioco. Dentro la regola del gioco gioca. Immaginate che su un campo di calcio a un certo punto togliessimo le regole del gioco e l'arbitro ogni volta che c'è un fallo non lo dà mai a una squadra. Sì, sto parlando della Juventus, ma immaginate una situazione di questo genere, no? Cioè a questo punto non gioca più, non mi piace più giocare un gioco del genere, ma non è più bello giocare. Se vari, o peggio ancora, se le regole non ci sono, i ragazzi ogni tanto lo fanno, no? Sono costretti a rimanere nelle regole. Quando un ragazzo non ha regole, cioè manca questo ambiente che è stato proposto per loro, i ragazzi se le fanno le regole, hanno bisogno. Questo è il lavoro del fatto che noi diventiamo grandi facendo delle cose, ce l'hanno tutti i ragazzi, e quando gli adulti negano loro degli ambienti, i ragazzi se li fanno da soli. Non so voi, da mo' che faccio una crociata contro, ci provo, perdendo sempre, no? Contro queste cose che chiamano bullismo. Non esiste. Io sostengo che non esiste, noi di parte della sosteniamo che non esiste. È un'invenzione degli adulti, è un bel paio di mutande, dite che gli adulti si mettono per la loro assenza. Provate a dirmi se conoscete un atto di bullismo con la presenza di adulti. Non avviene mai. Quando gli adulti ci sono, il bullismo non avviene. Allora vuol dire che quando avviene il bullismo gli adulti non ci sono. E gli adulti per scusarsi dell'atto di bullismo si tornano indietro e dicono bulli. Così almeno partono gli psicologi a fare il loro lavoro, gli psichiatri anche, eccetera. Tutto un mondo a parlare di bullismo. Ma noi abbiamo un grosso problema da questo punto di vista, noi non ci siamo, noi non abbiamo costruito, non che non ci siamo personalmente, ma non abbiamo costruito l'ambiente per questi ragazzi, che allora le regole se le fanno. E scusate, se le fanno come? Sulla base di quale modello possono fare i ragazzi lasciati a loro stessi? Non certo i nostri, quelli che ci piacciono, i loro, cioè quelli che vengono rispecchiati dal mondo in cui sono. Quello che ho dovuto subire io, adesso lo subisci anche tu. E a un certo punto, non so voi adesso come siete messi, ma questa cosa del nonnismo, reparto, noviziato, eccetera, l'abbiamo subita, l'abbiamo vissuta, l'abbiamo anche fatta, l'abbiamo anche consentita. Ce ne siamo accorti, a una certa stagione ho detto basta queste cosacce, no? Non hanno senso, non fa diventare grandi nessuno. Dobbiamo smettere, no? E guardate che 30 anni prima di oggi queste cose non le avevamo già viste. Non è questa. Non può essere che il capo assente, l'assenza degli adulti provoca appunto. E allora stiamo appunto a dire, ma insomma, in tutto questo casino, questa confusione, eccetera, no? Io direi che noi possiamo pensare di intanto ricominciare a fare, a darci cura per l'ambiente e basta. Quell'ambiente inteso come un telo ben steso. Il telo mi rimanda un po' a questo. In questo momento non è vero che ci sono delle parole su questo telo e non è vero che voi state leggendo qualche cosa, no? Cioè questa è una rappresentazione, un cinema che stiamo facendo. Il telo in questo senso non è un cinema, il telo che noi mettiamo in campo con i ragazzi, l'ambiente, l'ambientazione, se vogliamo chiamarla scautisticamente, no? È un cinema che facciamo, sembra essere nulla, no? Si può togliere dallo scautismo l'ambientazione, ma sì, togliamo la squadriglia, chiamiamolo gruppo, togliamo la divisa, ognuno viene vestito per sé, no? Togliamo tutto il telo, alla fine rimane un'altra cosa, rimane un gruppo di ragazzi
con degli adulti, cosa fanno? Si è venduto tutto? Stanno insieme? La relazione, bella stare insieme. E allora sì, no? Come dicevo prima, la giunta dei boschi della strada, se quell'ambiente è ben teso, allora funziona. Un ambiente sdraiato, steso, depresso, cool, è il luogo di vitalità spente che cercano di riattivarsi attraverso ben altri fenomeni, appunto. Avete presente quando i ragazzi giocano a mai dire, ogni tanto mi va che l'ho visto, ci prendiamo per il culo per le cose che facciamo, no? E c'è la vocina fuori campo e come la Jalapas interviene su quello che si è fatto. Attenzione, è un segnale terribile, no? Perché vuol dire che il ragazzo si è disincantato e sta in qualche modo giocando. È più importante in quel momento quello che è stato fatto prima per preparare quella scenetta al bivacco o il bivacco stesso? Il bivacco è finito, eh? Tutti i ragazzi sono dentro una trasmissione televisiva che viene rieditata. Mai dire scout, si può fare. C'è anche mai dire scuola, eh? Esiste anche mai dire scuola, quando i ragazzi si danno da loro, no? L'insegnante non sa queste cose, no? Si danno da fare per imitare l'insegnante, eccetera. No? Se al posto di fare lezione si fa mai dire scuola e girano i meme sotto traccia, perché i ragazzi fanno questo durante le nostre lezioni, è finito di fare lezioni, no? Li guardano ma non sono mica attenti, no? Vuol dire che stanno pensando ad altro di quello che tu sei, quello che ti fai, eccetera. Non partecipano più al gioco, ne fanno uno sopra. Ma se ne fanno uno sopra, stanno andando in interfaccia, non più in faccia, perché tu non esisti. Tirate quelle somme, insomma. Charlie Raga, non so come si dice da voi, ma da noi si diceva un po' così, no? Di quando i ragazzi buttano il tempo pur essendo in attività, non volendo, non sapendo che fare. Se un caporeparto, un capobranco, se noi ci accorgiamo che i nostri ragazzi hanno, io non lo so, il tempo libero, questo grande sconosciuto in attività, non so, come lo gestite? C'è un tempo libero nella vostra attività? Io vedo, per quello che vedo, che a volte è esagerato. Esagerato. Il tempo libero era un attimo di tregua per cui i capi potevano riorganizzare l'ambiente. Un attimo. 20 minuti. Noto che vanno a 3 ore di tempo libero. Al campo rimangono 3 ore senza che nessuno abbia steso il pelo. Per cui fanno un po' che vogliono. Ma se fanno così è finito, il pelo si stende, è ovvio, no? Questa non è un'impresa, di quando il capo arriva e dice ragazzi questa non è un'impresa, e farà di tutto per arrivare a far sì che loro facciano l'impresa che inventa lui. Va bene? Abbiamo un ritmo nelle attività, bisogna imparare a osservarlo. Noi quando tendiamo il pelo non possiamo pensare che perché noi l'abbiamo teso rimarrà teso per tutto il tempo dell'attività, avrà le sue cadute. Il pelo è teso da lui, sta su, ma non perché sta su meccanicamente, mica mettiamo i tiranti, no? Noi reggiamo la scena. Se ci accorgiamo che qualche cosa stende, inculizza, allora dobbiamo intervenire a rialzare il pelo. Non sta su da solo. Il capo torna da una parte a occuparsi del pelo, così almeno la smetterà di guardare negli occhi dolci la sua. Ma non si nasconde dietro il fatto che loro devono essere autonomi, perché nessuno nasce imparato. Capite che tendere il pelo non vuol dire, ragazzi, quelli sono l'accetta e i pali, fate il campo. E i capi vanno per la birra. Non funziona così, eh? Prima tu capo devi essere sicuro che il tuo ragazzo sappia usare accetta, pali, eccetera. Poi, forse, non mi scandalizzo, poi forse, se ne avrà tempo. Ma tu non puoi pensare che loro, l'ex the boy, al contrario, una proprietà commutativa, no? Chiedi al ragazzo, dicevo l'altra sera, no? Alla fine se continui a chiedere ai ragazzi, è facile che i ragazzi come impresa arrivino con l'idea di fare una raccolta fondi, perché non sono scemi, quando vogliono fotterci usano le nostre frode, per poter andare a mangiare di squadriglia al sushi, impresa di reparto. Pensiamoci quando accadono queste cose, visto che sono già accadute.
E allora crei attività nelle quali lui fa con loro, così che loro guardino a lui mentre fanno insieme quella cosa. Non esiste che il capo non sappia fare le leghe, mia figlia era divertentissima, era più grande, no? Cioè io non so fare i nodi, ma ha imparato che parto a fare queste cose qui, non doveva diventare capo reparto. Adesso come faccio? Appunto, non puoi, impara. Se facciamo insieme noi ci accogliamo a vicenda per quello che facciamo, non per quello che siamo, bellissimi occhi. Lei non è bellissimi occhi, tutto quello. Avrà un cognome, una storia, eccetera. Ma se io la guardo soltanto, sarebbe bello che io e lei ci mettessimo a sistemare la sala del dopo assemblea e allora ci conosciamo, no? Su chi siamo. Il verbo era spazzare, dice che qualcuno cambia il verbo. Il sistema di squadriglia dove l'educazione viene solo tra pari, perché avete capito c'è un telo che tiene in piedi il resto. Se il telo funziona bene arriva fra pari, se fra pari non funziona vuol dire che il telo non c'è. Possiamo dirci al contrario, no? È chiaro? Quando noi vediamo che le cose squadriglia non funzionano vuol dire che noi non sappiamo tendere il telo. Cioè vuol dire che quelle cose che ha detto VP non sappiamo farle andare al meglio. Dunque dobbiamo intervenire là, non dobbiamo intervenire sul ragazzo, perché non serve proprio a nulla. Che ciascuno ha delle competenze di ruolo, una squadriglia così come è fatta, poi se la vogliamo cambiare io sono sempre disponibile a pensare che le cose si possono cambiare. Nello scautismo italiano si sono innovate, sono state cambiate un sacco di cose che qui non ci sono, dunque vuol dire che si può cambiare il metodo. Non è quello il problema. L'importante è cosa vai a toccare, l'ho detto prima, è un sistema talmente complesso che se tocchi devi sapere dove non tocchi, perché se no sbagli. Per cui, per esempio, la squadriglia prevede che ciascuno abbia delle competenze di ruolo, non che tutti siano uguali e facciano tutte le stesse cose, ci vogliono diverse competenze, no? Che il caposquadriglia sappia come si costruiscono le decisioni insieme, che si sappia prendere cura dei più piccoli e tenerli a bada per i più grandi. Se non ci sono capi squadriglia capaci occorre formarli, puntando a creare una tradizione, altrimenti la squadriglia diventa il luogo di conflitto, un gruppo formale che non ha i requisiti. Purtroppo ogni tanto capita, no? Che c'è un passaggio di nozioni che non avviene, una di capi squadriglia che fanno funzionare la squadriglia, ma non puoi a quel punto fare la scuola del capo squadriglia, devi inventarti qualche cosa che forse non esiste, se hai perso la tradizione. Il giochino di VP funziona bene quando tu riesci a costruire il telo. Se il telo si affloscia e non funziona più, tu hai il compito di tirarlo su, e tirarlo su non vuol dire non posso fare attività di noviziato, non posso fare attività di noviziato perché i miei novizi a Natale non verranno in RUT perché hanno già deciso di andare a fare le vacanze di qui, di là, con i loro genitori, eccetera. Mancano i prerequisiti. Dai, hai scoperto cosa vuol dire fare il capo? Ma scusate, lo dico sempre così, troppo comodo insegnare al classico, dove ti stanno tutti a sentire perché sono mediamente dotati, dove hanno delle famiglie dietro che tu dici il verbo migliore e loro bevono tutto quello. Ma insegnare al professionale? Dai, facciamo lo scambio. Non andiamo con le professionali a insegnare al classico e viceversa, poi vediamo che rimane lì. Attenzione alla naturale aggressività intraspecifica dei ragazzi. Quando li lasciamo andare non c'è la regola, si uccidono, ma sono seri, si uccidono, si fanno del grande male. Cui il telo serve anche per questo motivo. Dunque la presenza assente del capo. Non è che il capo non c'è, il capo ha occhi lunghissimi da questo punto di vista, per cui non può stare a versi la birra. Anzi. Questo lo dico soprattutto perché oggi questa questione della diversità dell'altro sta diventando importante. Allora, anche questo che è un prodotto di tutte le cose qui sopra, forse noi possiamo in qualche modo confrontarci, no? Pensate al noviziato e alla salita al clan. Come viene vissuta? È importante la cerimonia o il rito? C'è una bella differenza. La cerimonia è la parte formale del rito. Se il rito non viene avvertito non ha nessun senso. È un po' come andare a messa e mangiare un pezzo di pane.
Se non capisci il rito, vai a messa e mangi un pezzo di pane. Infatti San Paolo è stata a casa vostra, mangiate a casa vostra, se non avete capito niente, no? Come facciamo noi, no? A inventarci dei rituali che siano attivi in questo senso? I rituali sono sempre un telino, se vogliamo dire, un pezzo del telo. E lo scoutismo è ricchissimo di rituali. La domanda è se quelli che abbiamo non funzionano perché sono diventati soltanto cerimonie, vuol dire che dobbiamo cambiarli. Il mio battesimo, i capigruppo devono assistere alla salita al campo. Non so dove sta scritto, ma sono andato. Vado lì, ieri sera ci divertivamo con certi totem, no? Vado lì e c'è lo schieramento, poi non dice perché, lo schieramento inquadrato. Capi, pezzi di clan, novizi che arrivano. E io ero lì che con queste cose nella testa brullavo e dicevo: ma cos'è questa cosa? Perché questo schieramento così? Quello ho capito. Vieni avanti, e dentro di me, cretino, in televisione ci insegnarono anche questo, no? Vieni avanti, presentati. Arriva il novizietto di tu, sulla testa. Si vedeva che era dentro nel rito, no? Se no non c'era, no? Come ti chiami? Chiamo Marco. No, il tuo totem, cretino. Qualsiasi totem. I capi. Se il rito si svuota del suo contenuto diventa cerimonia e le cerimonie non servono a nessuno, anzi in questo caso è meglio non farle, è vero? Ritmo e rito vanno d'accordo. I ritmi dello scautismo, pensate, il grande ritmo è quello a 3, poi c'è il piccolo ritmo, le attività che vanno verso il Natale, poi le attività di primavera, poi il campo, eccetera. Tornare di nuovo a utilizzare queste cose e ritmarle, cercare di creare qualcosa che è il meno statico possibile, che i ragazzi sono allergici alla staticità, bisogna dare ritmo ai nostri fatti. Il fuoco di bivacco, c'è una regola che insegnavo nei campi di specializzazione. Il fuoco di bivacco ha un grafico che devi rispettare, se non lo rispetti sei fottuto. Inizia con qualche bando di riscaldamento, poi prende il suo avvio, va al culmine e quando sei al culmine, che tutti i ragazzi sono dentro, si finisce, si va a letto. Già finito, no, rimaniamo ancora un po', capo imbecille, vabbè, allora rimaniamo ancora un po'. No, così il desiderio si azzera. Lo capivamo? Se io non so governare il ritmo dell'attività, il telo si stende e io mi fotto da solo. Il mondo nasce dalle relazioni, ve l'ho fatto vedere prima che punto siamo. Non abbiamo mai tempo, una grande fame di relazioni mai soddisfatta da buffate social, un grande inganno nel quale stiamo tutti crescendo, rischio di inseguire la tendenza attraverso i di sole relazioni. Dunque va rivista questa cosa, io vi imploro, guardateci, ha una grande fregatura la storia della relazione, è molto psico, sì, ma non è scout. Lo scautismo invece entra dalle maniabili, a serio. Occorre invertire la tendenza per cui accogliere e parlarci, ma ogni tanto, no. E quando allora il capo parlerà, ragazzi, quelle parole saranno pesate, saranno importantissime, perché non parla mai il capo con i ragazzi. Ma quando parla vuol dire che è successo qualcosa che io devo stare a ascoltare. Se quello continua a parlarmi, dunque dobbiamo farci, dobbiamo farci di scautismo. Pensateci, la cura parte comunque da uno sguardo, non da parole. Un ragazzo si sente preso in cura quando qualcuno lo guarda, non quando qualcuno gli parla. Quando uno di noi si accorge che l'altro l'ha guardato, reagisce. Io so che tu sai che io ti esisto. Da lì parte la cura degli altri. Quando il medico arriva a capezzale e non ti guarda neanche in faccia, sto di là il prossimo. Quando vai a capezzale e non li guardi nemmeno in faccia, apri la cartella,
e parli ai genitori senza guardare in faccia di quello che è la diagnosi, hai distrutto la relazione medico-paziente. Figurati un capo. Il di sopra della relazione è troppo psico, lo scautismo è educazione, mica cura delle modalità di relazione umane. È vero che gli psicologi hanno mandato negli anni un sacco di ragazzini che hanno bisogno, ma noi non facciamo i terapeuti di mestiere, noi facciamo scautismo. E abbiamo l'ambizione di dire che quando lo scautismo, il telo ben steso, funziona bene, anche i ragazzi che hanno problemi possono sortirne in modo positivo. Ma noi non facciamo i terapeuti, noi non curiamo le persone, non è il nostro mestiere, guai a pensarci. Permettetemi di concludere con un po' di dubbi che ho riguardo alla faccenda, critiche dunque, no? Perché dobbiamo pedagogizzarci fino a questo punto? Leggetelo per favore, l'ho ripreso da un regolamento. Sentire, ruolo scuderia, tappa, consiglio capo, vita di fede, brevetti di competenza, specialità individuali, scuderia, candidato specialità, campi di competenze. Quante cose fate? Perché devo riempire il planning di tutte queste cose? O per non parlare del livello dei capi, l'assemblea regionale, il consiglio generale, l'assemblea di zona, la riunione di capi di sbranca, di zona, di interprete. Ma perché? Davvero tutto necessario? Non è che l'associazione nel tempo è mica perché è intensa un genio del male, non che penso una cosa del genere, cioè proprio un prodotto del tempo. Ha inteso servire una supposta mancanza dei capi, finendo così per operare inconsapevolmente un maternage. Questi capi che non sono mai adatti, mai. È il capo che deve essere solido perché non è solido, è il capo che deve essere competente perché non è competente, e allora l'associazione, come una mamma, si prende cura dei suoi cuccioli. Sì, però non crescono mai, i cuccioli sempre soggetti al maternage. Ma come mai, nonostante tutta questa pedagogia, i ragazzi non vivono poi la proposta? Non sarà troppo o fuori luogo, ma non sarà piuttosto sapere adulto dimentico di come funziona la preadolescenza? Ogni tanto noi lo facciamo questo, Schediamo anche noi scout, siamo proprio allergici, dovremmo essere allergici al paternalismo educativo, però ogni tanto funziona proprio così. Noi sappiamo, perché abbiamo l'esperienza, che cosa è importante per te. Fidati. Ma io veramente, vabbè, allora esci. Così facciamo, ogni tanto. Vabbè, se vi interessa poi approfondire eventualmente vi lascio 2 testi che potrebbero essere interessanti per voi. Il primo avete capito perché ho insistito su questa cosa della relazione. Siamo quelli che nel 2012 abbiamo scritto questa volta, dunque. Quindi, questo è in uscita adesso, potrebbe essere utile a chi volesse continuare. C'è un'email, così almeno mi autodenuncio, se qualcuno di voi dopo vuole scrivermi, mi scrive, dice un sacco di stronzate, grazie. Magari si continua anche a distanza, se vi vengono dei dubbi, delle cose da chiarire, mi sono spiegato male, capita. Ecco. Grazie Giorgio, ecco, mi sento di dire che hai detto tutte cose invece molto interessanti e molto vere, grazie.